Sono Alessio Morosin, sono fondatore di Indipendenza Veneta, sono rappresentante orgoglioso di un movimento che assieme ad altre iniziative come quella preziosa illustrata da chi mi ha preceduto sta portando avanti con determinazione, con visione il progetto dell'indipendenza del Veneto per via istituzionale. Il bello è che quasi tutti quelli che perseguono questo obiettivo fortunatamente non sono politici di professione, sono cittadini che hanno preso in mano la situazione per cercare di dare una risposta al territorio e al popolo veneto che si sente stretto, si sente non più cittadino ma suddito di uno Stato che ormai ha finito il suo corso. E io vorrei partire proprio da questa contrapposizione. Michele Boldrin, il grande candidato di questo raggruppamento, perché sotto la sua immagine ci sono scritte due parole importanti: cittadini non sudditi. Ed è importante capire questo messaggio, il valore di questo messaggio, che è il valore che fa spingere, fa muovere, attiva le energie del mondo dell'indipendenza veneta verso l'obiettivo che in esercizio del diritto di autodeterminazione porterà presto il popolo e il territorio veneto ad essere una nuova repubblica nell'ambito dell'Europa dei popoli. Io credo che sia doveroso da parte mia illustrare nel breve spazio di tempo che mi è concesso, anche se la creanza di chi mi ha preceduto evidentemente mi consentirebbe di allargare i tempi, ma voglio mantenermi nei tempi per dire che nel mondo che vuole in Veneto l'indipendenza non vi sono più ostilità, vi sono diverse interpretazioni del medesimo spartito. Questo è il punto. Ce n'è una per via spontanea, che noi abbiamo ritenuto lodevole e meritoria, perché è riuscita a svellere un ostacolo grandissimo che è quello della comunicazione, dell'informazione a livello anche internazionale. C'è quella che io difendo con determinazione ed orgoglio, che è quella della via istituzionale, la via sicura, la via spendibile senza bisogno di certificazioni internazionali. Noi vogliamo, siamo convinti che non bisogna dimenticare che l'attuale organo rappresentativo della sovranità del popolo veneto è il Consiglio regionale del Veneto. E io credo, e in questo senso ci siamo mossi con delle iniziative importanti, che si debba valorizzare questo spazio obbligando democraticamente, in modo pacifico, ovviamente non violento, i nostri rappresentanti in Consiglio regionale, quelli che hanno la responsabilità fino all'aprile del 2015 di rappresentarci adeguatamente, di approvare in tempi brevi quel progetto di legge che da oltre un anno abbiamo messo a loro disposizione. Io ne sono convinto che questo passo sarà di giovamento per tutti, ma non basta perché la via istituzionale prevede anche l'indizione del referendum, anche se, e questo è il punto delicato, il punto sul quale mettiamo con pacatezza, quasi allentando il tono della voce, anche se le autorità italiane dovessero opporsi all'esercizio di questo diritto, perché di un diritto si tratta, non di una richiesta fuori dalle regole costituzionali come qualcuno cerca di rappresentare. È un diritto sovracostituzionale, è il diritto all'autodeterminazione dei popoli, è quel diritto che è scritto nella Carta dell'ONU
ma non sarebbe neanche necessario per la realtà veneta che fosse scritto in quella carta. Il diritto naturale, precostituzionale o supercostituzionale, come diceva Piero Calamandrei, è un diritto che dobbiamo difendere ed esercitare anche se le autorità italiane dovessero malauguratamente opporsi. Malauguratamente per loro, ovviamente. Allora, vedete, e io in questo senso vorrei differenziare il mio intervento dalle considerazioni o allargare meglio, approfondire, mettere in luce rispetto a quello che ha detto con animo sincero Michele Boldrini. Lui ha detto che bisogna riformare la Costituzione creando un'assemblea costituente, anzi un'assemblea ricostituente. E io, dico Michele, io capisco la serietà dell'intento, ma dico a te, dico a tutti noi, ci crediamo ancora che l'Italia, dopo il fallimento di 3 commissioni bicamerali per le riforme, di 20 anni di discussione, abbia i requisiti, le condizioni e le capacità di mettere in moto un meccanismo così importante come quello della ricostituzione dello Stato? E non voglio usare parole o considerazioni mie, io uso sempre parole di chi ha avuto grande esperienza, e uno per tutti. Fu perfino presidente di questa Repubblica che ormai per noi è fallita, ai noi è fallita, Francesco Cossiga. Con una frase lapidaria Michele disse: uno Stato costituito non potrà mai diventare uno Stato costituente. Francesco Cossiga. E l'abbiamo visto nei fatti. È ineluttabile quello che è accaduto, perché uno Stato costituito non può diventare uno Stato costituente. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare con fiducia all'Europa dei popoli, quella che anche nel manifesto della vostra coalizione. E per realizzare il federalismo, quello che io ho suggerito, il federalismo UE, il federalismo dell'Unione Europea, non quello italiano che è impraticabile, irrealizzabile, bisogna partire proprio dalla disarticolazione degli stati risorgimentali, che non è un atto dannoso per l'Italia, è un atto vantaggioso per tutti, anche, in primis ovviamente per il Veneto, ma anche per il resto dell'Italia. E quello che bisogna fare quindi è un atto di democrazia che viene dal basso, come diceva bene anche Gianluca prima. Io dico, se guardiamo questa Europa che ci hanno consegnato in questi anni, vediamo che è un'Europa nata per via burocratica. Si è dimenticata la via democratica, bisogna rovesciare i fattori. E la via democratica è quella che parte dal basso, la via diplomatica è quella che è calata dall'alto. Il vero federalismo non può che nascere dai popoli, dalle varie realtà, di quelle comunità, di quelle nazioni che non si identificano con gli stati. Nel mio libro sull'autodeterminazione lo cito ancora Cossiga, e non ero in consonanza di pensiero politico con quest'uomo, però ha detto tante verità. Una di queste è che stupisce molti che non hanno conosciuto, non hanno letto quanto ha scritto Francesco Cossiga. Una delle frasi importanti è: l'Italia è composta, Michele, da regioni, comunità e nazioni senza Stato. Francesco Cossiga. Nazioni senza Stato. E si riferiva, quando ha scritto questo, a quella realtà che anche negli statuti è riconosciuta del Veneto e della sua Sardegna, ove unico caso nella legge italiana queste due realtà, queste due comunità vengono chiamate rispettivamente popolo sardo e popolo veneto. Non a caso. E allora la nostra storia è così forte, la nostra esperienza anche come Repubblica indipendente e sovrana, e mi riferisco alla Serenissima, ci consente oggi di invocare un diritto sovracostituzionale, quindi non contro la Costituzione, una opportunità che è quella dell'autodeterminazione dei popoli, che qualcuno vorrebbe relegare a prospettiva inattuabile e inapplicabile. E invece siamo in buona compagnia. Io ho la fortuna di aver studiato, di aver conosciuto
di aver avvicinato l'esperienza catalana. Nel 1995 ho incontrato, lo dicevo prima, loro stanno lavorando come noi, non per l'autonomia, ma per l'indipendenza. La Catalogna, un nuovo Stato in Europa. Con quella formula che già la diplomazia europea sta chiamando la formula dell'allargamento interno, perché così deve avvenire. Si tratta dell'esercizio della democrazia che nessuno può impedire, perché è democrazia in forza di un diritto sovracostituzionale. E quindi un'Europa che nasce per via democratica e non per via burocratica. Un'Europa che vede veramente, finalmente aggiungo io, protagonisti i popoli e non gli stati. È quello che il professor Ferran Requejo si dice, io dicevo Requejo, nel 1999 in un straordinario riuscito convegno qui a Padova, chiamò con un ossimoro, la chiamò la contraddizione virtuosa, con queste frasi: tra il paradigma della igualdad y el paradigma della differenza. L'Europa può nascere in uno schema, in una prospettiva federale, dove questi due principi, questi due paradigmi, questi due riferimenti delle differenze e delle eguaglianze sono frutto di una iniziativa che parte dal basso, dai popoli e non dagli stati. E quindi noi crediamo nell'indipendenza non come atto di sovversione, come taluno vorrebbe, ha tentato anche in questo periodo di connotare negativamente, ma come un atto di riscatto di libertà e di democrazia. E quindi continueremo nella nostra battaglia, anzi abbiamo fatto di più, abbiamo indicato al Consiglio regionale, e vado a chiudere, la data entro la quale dovrebbe mettere in votazione il passaggio istituzionale per l'indipendenza. Vogliamo il referendum lo stesso giorno che ha indicato la Catalogna, il 9 di novembre 2014. Facciamolo sentire ai consiglieri regionali, al presidente di questa regione che si pare opacizzato su una linea politica che non coglie, non dico le iniziative della straordinaria intuizione del plebiscito e della consultazione digitale, ma almeno dei sondaggi che sono stati offerti da Ilvo Diamanti, che dice che l'80% dei veneti vogliono votare sul tema dell'indipendenza e che il 55% si andrà a votare favorevole all'indipendenza. Quindi lo dico a Michele Boldrin con grande rispetto, perché lo stimo: non considerate la questione dell'indipendenza una questione di cui trattare a un passaggio, è una questione centrale, è la questione vitale, è la questione risolutiva dei problemi del Veneto, dell'Italia e anche dell'Europa. Ed è per questo che concludo, perché mi era stato chiesto di fare delle domande ai candidati, in particolare a Michele Boldrin. Quali sono le istanze che noi formuliamo a chi si candida al Parlamento europeo, visto che noi, come Indipendenza Veneta, abbiamo scelto di non partecipare a nessuna competizione elettorale col nostro simbolo? Abbiamo concentrato tutte le nostre iniziative, le nostre energie, le nostre risorse organizzative sull'obiettivo dell'indipendenza. E allora chiediamo di sostenere e di sottoscrivere quella dichiarazione, la famosa dichiarazione che in questi giorni è stata presentata a tutti i candidati, quella della pergamena, con la quale ci si impegna, i candidati all'Europarlamento si impegnano, se eletti, a sostenere a che sia tenuto il referendum in Veneto il 9 novembre 2014, anche se le autorità italiane dovessero avere la malaugurata idea di opporsi.